parliamo di questa riserva che si dovrebbe sciogliere per il campo di illuminazione. Lei ha fatto tanto, ecco, se ci vuole aggiornare. Credo che abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per fare in modo che la squadra torni a giocare all'Esseneto. Voi sapete qual è stato il tenore dell'interlocuzione e anche una certa refrattarietà che ha manifestato il vertice della federazione. Oggi è il 19, così come ci si era promessi con Tavecchio, dopo il 19 ci saremmo sentiti e quindi nelle prossime ore ci risentiremo per capire questa palla che io ho lanciato nella loro parte di campo, se intendono mandarla sugli spalti o rimetterla in gioco, facendo in modo che la nostra squadra possa ritornare all'Esseneto, e ci auguriamo che in queste ore, nelle prossime settimane, si chiarisca anche l'aspetto societario. Appunto, dice che oggi dovrebbe esserci qui questa cordata di svizzeri o romani, non si capisce bene da dove. Lei ha avuto in qualche modo, è stato contattato per un discorso, non lo so, per un appuntamento? Allora, le cordate si devono parlare con l'associazione sportiva Acragas. Dirvi che io sia all'oscuro di tutto direi una bugia e non mi sento di dirla. Seguo con interesse ed attenzione l'attività che sta svolgendo il vertice societario. Farò tutto quello che è nelle mie possibilità, dell'amministrazione della città, perché il progetto possa essere rafforzato e proseguito, e quindi sono non in religiosa attesa, ma in attiva attesa di esiti buoni. Comunque dico, a parte tutto, che appello lanciare ai tanti tifosi agrigentini che si vedono privati della squadra? Ci sarà anche prossimamente un'ulteriore manifestazione pacifica, anche per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica, non solo agrigentina ma anche nazionale? Purtroppo non è un tema di autosensibilizzarci noi, qua è un problema che noi stiamo avendo con la Lega, con una serie di errori che sono stati commessi sul territorio, diciamocelo chiaro, nel senso che l'esito della presenza di una certa dirigenza per noi doveva significare altro, ne prendiamo comunque atto. Cosa dico ai tifosi? Che assolutamente un tifoso ha la necessità, l'indispensabilità che la propria società giochi nella propria città. Una società che è una squadra di calcio che gioca in un campo diverso da quello proprio è una cosa altra, quindi si spezza un legame che è sostanziale e fondamentale. Per cui cosa dico? Dobbiamo tutti quanti stare più vicini alla squadra, con ordine, con garbo, ma con fermezza stare vicini alla squadra, perché in questo momento di difficoltà non abbiamo bisogno di false informazioni, di false chiacchiere, di mistificazioni, di gente che fa politica e vorrebbe giocare a far politica con l'Acragas. No, l'Acragas è una squadra di calcio, è un patrimonio della città, quindi toglietevi di mezzo quelli che avete voglia di fare politica con l'Acragas.